da dire, mi piace da matti quando sosto nei giardini, così nei parchi, perché sì, ok, cioè hai un mega giardino infinito veramente dove far correre il cane, hai le giostre, hai i laghetti, hai la passeggiata per andare in riva al coso, al canale, eccetera. Però ragazzo, cioè sinceramente non devo tagliare l'erba, madonna, io odio tagliare l'erba, perché quella volta mi sono preso una pecora per non tagliare l'erba, ma ti rendi conto? Avevo un giardino, per carità, normale, non era grande, ma non era neanche piccolo, e mi sono preso la pecora per tagliare il giardino, perché ogni volta col tagliaerba là, perdermi le giornate, ho detto, ma sei scemi? Vero CP? Te la ricordi la Molly? Bisogna andarla a trovare. Allora, è sopra a Verona, circa, comunque in montagna, diciamo dalle montagne, mi pare si vede il lago di Garda, dalla Michela, che ci saluta sempre e ci manda le foto della Molly felice. E niente, adesso vediamo, sì, vediamo anche com'è la ripidità, perché là sai, gente che ha queste specie di agriturismi, là, fattorie, eccetera, non si sa mai che non sono in posti strani, no? Come ripidità, eccetera. Comunque no, bisogna assolutamente, magari in primavera andiamo a trovare la Molly. Cosa dici? Perché ti giri? Sto parlando con te? No? Non ti te? Tu dici, stavo dormendo, mi hai rotto le palline. Va bene, dai. Cocancipi. Sempre parlando della coibentazione pazzesca di Pulmin, guarda, è passato tipo un'ora e mezza, siamo a 22 gradi adesso, il riscaldamento è spento. Per il momento piccio, non mi ero ricordato se ti avevo già fatto vedere i picci che avevo montato, uno in A2 e il coso, quello del sapone, che va molto meglio di quello che avevo prima, perché quello che avevo prima era tipo a pressione che più premevi eccetera, questo è tipo a pressione fissa e quindi ritorna indietro molto più facilmente, più precisamente, no? Per il sapone della cucina, e quindi non ti sgocciola giù come faceva l'altro, hai capito? Beh, dopo cui siccome volevo comunque togliere un giorno sta zanzariera, fai vedere come hai preso la zanzariera. Ma è solo un po' sporca, per quello è presa anche bene. Vabbè, perché dicevo qua dietro, siccome è anche piccolo come spazio, non c'è tanto, di farti la parete ad adesivi come avevo fatto su Pulmin con tutti gli adesivi vintage colorati, ma solo qua, no? Dalle altre parti se no viene una potacciata. Solo la parte cucina, ossia solo coprire questa roba qui che lì è anche sporco di nero. Sì, sono cose che ovviamente farò più avanti, perché dico sempre, il camper è come una casa, come tempistiche di fargli le cose eccetera, perché sembra piccolo ma le cose sono quelle, anzi ti dirò di più, cavolo, in un camper, essendo tutto compattato, nascosto, una cosa dietro l'altra eccetera eccetera, fare le cose ci impiega molto più tempo farle qui piuttosto che farle in una casa. Ti faccio l'esempio tipo del maceratore. Cazzo, ci avevamo messo 2 giornate, porca miseria, perché in realtà era una cavolata pazzesca, erano tutte viti e tubi da smollare, ma non avendo lo spazio per fare certi sforzi, certi avvitamenti, eccetera, 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 cavolo, veramente vai avanti un casino. Qui i termi uguale, abbiamo dovuto smontare mezzo camper, cioè nella casa i termi sono tutti a vista, hai capito? E quindi sì. Niente, appunto, qui e quindi le cose me le fantastico e dopo con calma, quando ho tempo, le faccio. Il CP da pioggia è pronto? Col suo cappottino da Conte Dracula. Dai, vai a farti un giretto. Quando non c'è nessuno, vai Amy. Eccola là, vai, fai il pisciatino. Vai. Che secondo me qua c'è un cane, non lo vedi che è mimetizzato nell'oscurità, ma vedi l'ombra tipo i film horror, guarda gli occhi, è un cane mimetico, digli CP, per uscire abbiamo il coso, come si dice, il collarino a LED, se no non la vedi. Cosa fai? Cosa hai preso? La pallina? Che bella quella pallina, andiamo a fare 2 tiri fuori. Boh, Italia, dobbiamo fare cose urgenti. Ti è venuto a controllare, Sei venuto a controllare? Cosa sto facendo? Sto facendo le cose col computer, Non va bene? No, ma dopo taglio quella parte lì. Sì. Vai, consiglia alla regia. Sì. Ancora! Amore mio bello, te vorresti ancora giocare con pallina?
Aiuto, aiuto, dov'è pallina? Uccio, uccio, uccio. Dov'è la pallina? Dov'è quella pallina? Ah, guarda la pallina, che bella pallina. Oh Italia, innanzitutto ti prometto che quando sarà finito, diciamo, il camper, perlomeno parte falegnameria, diciamo, troverò un posto dove mettere la fotocamera e per fare il vlog. Adesso ho preso anche l'adattatore, diciamo, per poterla mettere nel cavalletto, perché su gli lascio il binario, quello per agganciarlo a sgancio rapido sullo stabilizzatore, che è da una vita che non uso, però vedi a volte com'è la psicologia. Allora quello praticamente me l'hanno regalato per fare una recensione, la Moza, no? E non lo uso praticamente mai. Quello invece che avevo comprato e che poi giustamente ho fatto reso, quello lo usavo sempre. Cioè, guarda te, vedi come i giochi piratati, no? Tu compri un gioco originale, ci giochi un casino, scarichi un gioco piratato, no? Cioè inconsciamente perde di valore perché non l'hai pagato, no? E allora la roba la usi meno, perché gli associ un minor valore, no? Per carità, poi è soggettivo, cambia da persona a persona, ovvio, certo che non abbiamo tutti la formula matematica, altrimenti dopo arriva uno giustamente e dice no, ma io invece funziona in un'altra maniera, e grazie. Aspetta, adesso non è più... Adesso posso dire le parolacce, perché il canale è stato impostato con contenuti non adatti ai bambini, quindi potevo anche dire grazie al caso, prego a figa. Vabbè, a parte ciò, stai sentendo giusto qualche aggiornamento camperistico, no? Perché so che a molti interessa la vita in camper, ma più che altro anche l'utilizzo del camper in lunghi periodi di libera, tipo 3 anni. E allora ti dirò, col nuovo Pullmin, nonostante le 4 mega batterie, oggi c'era anche una bella giornata, per carità, bella giornata, c'era un pochino di sole, i pannelli mi caricavano anche a 10 ampere. Ciò nonostante, io avevo diciamo dei lavoretti da fare molto complessi, delle robe da studiare, eccetera eccetera, quindi tutto il computer. Sono stato tanto, e poi vabbè, ti fai la doccia, la pompa dell'acqua, sai, tutte quelle cose là, e le batterie mi sono arrivate al 40%, se non forse addirittura il 38%. Beh, oddio, no, perché stavo usando l'inverter e tutto, quindi vabbè, 45% ciappa. E allora ho acceso il generatore, perché ho detto tanto adesso devo usare ancora un po' il computer. Devo ancora capire se è vero o no che Mario e Michele vengono a trovarmi, cioè non so se era uno scherzo o se è vero sul serio. E allora ringrazio veramente tanto il destino che mi ha mandato sto super camperazzo che ha il generatore integrato. Altra cosa, sempre per via degli aggiornamenti, i dettagli, non riesco a capire se sto Alde ciuccia il disastro di gas, ma è anche strano, perché una volta raggiunta la temperatura del glicole della caldaia si spegne, cioè i termetti si girano, ma là vabbè, là entra in gioco la corrente, che vanno a 12 volte, c'è una pompettina che gira il liquido. Ma per quanto riguarda il gas, bene o male è un accendi spegni, no? Non è come le vecchie le Truma che hanno la fiamma sempre accesa e casomai si abbassa, no, qua parte, raggiunge la temperatura e poi si spegne come le caldaie di casa, no? Vabbè, può anche essere che il sensore che ho del GPL, secondo me, è abbastanza starato, o se è incastrato non lo so. Dico questo perché ero in riserva di GPL, cioè proprio neanche l'1 ti segnava proprio riserva. Sono andato a fare il pieno e anche stavolta ci sono stati dentro 15 euro, e mi pare strano, è pochissimo 15 euro, mi pare che a Scarosso arrivava a 27 a vuoto del tutto, no? E quindi ho detto boh. Poi non è finita, subito dopo aver fatto il pieno clicco, vado a vedere nel pannellino e mi dà 3 tacche su 4. Dopo una giornata adesso mi dà 2 tacche su 4, quindi sì, probabilmente non è da fare affidamento neanche tanto a quello, casomai non lo so, se trovo un giorno che mi organizzo, vedo di fargli finire il GPL, che tanto al massimo la stufa si spegne, va in allarme, va in blocco e basta. Dopo gli rifaccio il pieno da una volta che si è spento, in modo da capire anche ad occhio più o meno quanti soldi ci stanno, insomma, ecco. Vabbè, aggiornamenti, solito monologo a inquadratura fissa, però vabbè, insomma, dai, porta pazienza.
L'aggiornamento è che oggi è, oddio, cos'è? Tipo il 3-4 dicembre, è un mercoledì. Il frigo me lo montano il giovedì prossimo, quindi non domani, quello prossimo ancora. Quindi fra una settimana, diciamo, smonto i mobili dentro di dove ci andrà il frigo, tolgo via tutta la roba e Mario dovrebbe portarmi, se viene stasera, il cavo audio, perché poi la cassa andrà spostata giù. Se Mario non passa non me lo porta, farò un salto io al centro commerciale a prendermelo e basta. Speriamo tanto. Ho un po' di paura perché sai, sì, sinceramente non... Poi, cioè, sto tecnico qua, l'allestitore mi fa, e dietro se ci sono travi eccetera, che cazzo ne so. Ho sentito la ditta che l'ha fatto l'allestitore e mi hanno detto che loro non hanno disegni e progetti dei vecchi camper di 20 anni fa, e quindi boh, cioè, ripeto, la mia paura non è tanto di non far stare il frigo, perché insomma spazio di lasco ne abbiamo parecchio. È che proprio veramente il mio sogno, so che può sembrarti una cazzata, ma sai, stiamo parlando comunque di una casa dove tutto deve essere organizzato al meglio entro pochissimi metri. Il mio sogno era appunto di mettere quel cacchio di grill e microonde sopra il frigo. Si sente il generatore? Sì, si sente. Solita solfa, non te lo dico neanche, no? Che se metto lì il forno, allora dopo al posto il frigo vecchio, i 7 cassetti, bla 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 bla. Vabbè, insomma, dai, che giustamente vai avanti con sto dubbio da un casino di tempo, no? E una volta perché il frigo non arriva, dopo l'allestitore è pieno di lavoro. E vabbè, ragazzo, che ti devo dire? Portiamo pazienza, dai. Per il falegname invece mi sa che si va il prossimo anno, ragazzo. Veramente al prossimo anno. E adesso con questo discorso qua che ho anche la testa molto impegnata a delle cose che sto studiando e delle cose che sto facendo, molto molto impegnata. Diciamo sono cose che quando ti metti a impararle ti ci vogliono minimo 10 ore di fila senza interruzioni. C'è robe che faccio anche un pasto solo al giorno proprio per non interrompere, per perdere il filo. Poi se mi chiamano anche quelli del trading online e l'Enel e giustamente vabbè anche amici, Alessia eccetera eccetera, e la perdo il filo e vado in vacca e vabbè, non ho neanche risposto a quelli del trading online, altrimenti era tutto un bip bip, cioè che puntata faccio? Cioè sì buongiorno, b tutto no, non ha neanche senso. Vabbè, praticamente no, io mi ricordo che i video li ho finiti, no? Stavo montando il video dove parlavamo del mio vecchio tagliaerba, della Molly, della pecora e spero che qualche animalista non si offenda. Ovviamente non è che l'ho presa solo per tagliare il giardino, era un animale da compagnia. Quella volta era stata salvata dalla mattanza pasquale, c'era anche l'articolo sul giornale di Biella e tutto quanto. Erano stati salvati sti 60 agnellini e allora siamo andati con la Smart, un Bull Terrier e da Biella fino a Jesolo circa, adesso non dico il paese di dove stavo, e ce la siamo portata in Smart. Mi ricorderò sempre in un autogrill. Ho detto, cioè, dovevamo andare in bagno e vabbè, a berci un caffè, e ho detto cazzo, insomma, c'è una pecora nel baule, cerchiamo un attimo di non dar nell'occhio, no? Giustamente. E insomma ho detto, la parcheggiamo una macchina un attimo nascosta in quel mentre non si ferma una corriera di turisti, quelle enormi, c'è tutta la gente attorno alla Smart. Vabbè, anche quella. Eccolo. You understand, please for me.